Buonasera a tutti, BCTV, come già abbiamo apponato prima in Itenovas a questa conferenza stampa, che sono incaricato della INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, che deve fare questo volo che si elicottero sul territorio dei Vizi, ma non solo dei Vizi, dell'Uvula, di Onanie, di Orune e tutto il circondario, insomma, però anche un'analisi stratografica del territorio che serve poi questo sul progetto del Einstein Telescope. Però non sappiamo spiegare da isso, di che si tratta, in effetti abbiamo già una conferenza stampa e distribuito su volantino, in un basta poi tu leggere tante cose, ma forse se ha curiosità regalo non regalo tutto canta soddisfatta e queremos intervistare direttamente los interessati, che sono responsabili di questo volo, poi bevina Raffaele Marra, da chi è stesso incaricato, insomma, della giunta regionale proseguire la questione del Einstein Telescopo. Quindi se volete potete fare il dimannas in diretta, tanto io al video che poi il gira isso vina zupa del Einstein Telescopo, non solo zupa del sol volo che deve neanche che si elicottero. Bene, a fare in italiano chi so su INGV e in sardo chi Raffaele Marras. E quindi con la moderata argomento, cosa succede nel cielo del mio comune? Un elicottero alla scoperta della geologia profonda della Barbagia. Ecco, volete spiegare ai bittesi e a chi sta seguendo BCTV in effetti di che cosa si tratta? Allora, buongiorno a tutti, sono Vincenzo Serbia, un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Siamo qui a Bitti per illustrare il progetto che partirà la prossima settimana e qui nei territori di Bitti, Onanì, Lula e Orune. Allora ci sarà un elicottero che a partire dal giorno 15 di maggio sorvolerà tutta un'area molto vasta di circa 400 km². Questo elicottero volerà una quota di circa 40-50 metri rispetto al piano campagna e acquisirà dei dati diciamo geofisici in gergo tecnico che ci serviranno per mappare le strutture geologiche del sottosuolo. Un elicottero è un sistema di acquisizione che viene utilizzato in tutto il mondo da oltre 3 decenni, è un sistema di acquisizione sicuro, non verranno effettuate nessuna fotografia o video, ma è soltanto un'acquisizione tecnico-scientifica per studiare la geologia di questo territorio. Ecco, con i risultati, i dati che voi otterrete, si avrà quindi una stratigrafia del terreno sottostante e la curiosità, cioè più mirata, diciamo così, da parte dei bittesi e di chi abita in questa zona è quella delle falde acquifere, cioè anche perché è legata a dei dubbi che sono venuti nei diversi dibattiti che si sono fatti sull'Einstein Telescope, specialmente non solo per le gallerie ma anche per i posti verticali che ci saranno, insomma, e il rischio potrebbe essere quello di intercettare una falda e insomma causare un danno ambientale. Ecco, dai voli che voi farete, dai rilievi che farete, si riuscirà ad intercettare le falde in qualche modo per poterle individuare e nel caso adottare delle precauzioni? Allora, grazie per la domanda. Allora, le finalità di questa prospezione sono molteplici. Quando noi acquisiamo dati di sottosuolo su aree molto grandi, questi dati li possiamo utilizzare e interpretare per tante finalità. Una di queste è chiaramente anche la mappatura delle sorgenti idriche profonde del sottosuolo, quindi gli acquiferi. Siamo in un contesto geologico estremamente particolare, conoscete bene, è un'area dove affiorano
masse, quindi rocce litoidi molto fratturate, e quindi abbiamo una tipologia di circolazione idrogeologica profonda molto particolare, quindi all'interno di queste fratture. Quindi uno degli obiettivi di questa prospezione, forse tra gli obiettivi principali, è mappare la fratturazione degli ammassi rocciosi fino a profondità di diverse centinaia di metri. Una volta acquisiti questi dati, chiaramente verranno poi elaborati, modellati e interpretati in chiave idrogeologica. Ecco, un'altra delle perplessità, o perlomeno diciamo così, delle cose, delle voci che si mettono in giro, è che questi dati poi verranno segretati e non saranno a disposizione di chi li volesse consultare per altri scopi, oppure semplicemente per curiosità o per fugare eventuali voci che purtroppo circolano sempre negli ambienti, diciamo così, diciamo del complottismo, ecco. I dati che voi rileverete saranno consultabili, saranno leggibili da chi voglia accedere? Assolutamente sì, e noi siamo un ente pubblico, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Tecnologia è un ente pubblico nazionale, ha una policy sui dati per cui tutto ciò che acquisisce in ambito di progetti li rende pubblici e disponibili per la popolazione. Ovviamente anche in questo caso, questo progetto, che comunque è un investimento importante che ha fatto il nostro istituto per il vostro territorio, una volta acquisiti e elaborati saranno resi pubblici a tutti i comuni coinvolti. Ecco, durante questi voli scrivete nel vostro volantino, nella vostra locandina, non ci saranno problemi di violazione di privacy o comunque non verranno fatte delle immagini e dei filmati e su questo siamo certi, insomma, ecco. Possiamo dare la certezza che non ci saranno filmati in qualche maniera sul suolo e specialmente sull'abitato, ecco. Volerete sull'abitato? Allora, grazie per questa domanda. Allora, così aggiungo dei dettagli rispetto a quello che ho detto prima. Allora, confermo che l'elicottero e l'antenna di acquisizione non volerà mai sopra i centri abitati. Questo sia per motivi chiaramente legati alla sicurezza, ma sia anche perché acquisire dati su strutture antropiche, quindi su centri urbanizzati, è estremamente controproducente dal punto di vista scientifico, perché sarebbero dati rumorosi. Quindi noi non voleremo sopra i centri abitati e non effettueremo nessuna videoripresa, non faremo alcun tipo di foto. Questo sistema di acquisizione non è assolutamente nocivo per la popolazione, quindi per gli esseri, sia per gli uomini che per gli animali, perché i campi magnetici che produrremo con questa antenna sono 10 volte inferiori a quello del campo magnetico terrestre dove viviamo tutti i giorni. Una precisazione è che noi forniremo ogni 2 giorni, sia sul nostro sito, sia attraverso indirizzi email che ogni comune ci ha indicato nei giorni precedenti, comunicheremo il piano di volo. Quindi il piano di volo significa che noi informeremo la popolazione di tutti i territori coinvolti con 2 giorni di anticipo su dove volerà l'elicottero e quali aree coprirà in uno specifico giorno. Ecco, quindi la tecnologia usata la vogliamo illustrare un po' meglio, la tecnologia usata per fare il sondaggio? Assolutamente sì. Allora abbiamo un elicottero che trainerà un'antenna. Questa antenna è costruita con materiali molto leggeri, contiene al suo interno un trasmettitore, quindi sono dei cavi su cui passerà un certo tipo di corrente. Questa corrente produrrà un campo magnetico che si irradierà nel sottosuolo. Che cosa succede quando un campo magnetico che viene diciamo, irradiato e si diffonde nel sottosuolo? Questo viene trasformato, viene indebolito dalla presenza di rocce nel sottosuolo, quindi restituirà un'informazione in superficie che dipenderà appunto dal tipo di materiale litoide, roccioso che incontrerà nel sottosuolo. Questa risposta che noi misureremo ci servirà poi per fare delle mappe di conducibilità del sottosuolo e ha tutti dei sistemi di sicurezza, quindi questa piattaforma che vola sopra la superficie ha tutti dei laser altimetri, dei GPS che permettono appunto di misurare sempre l'altezza rispetto al piano campagna e di misurare con estrema accuratezza questi dati. Ecco,
l'ente che si occupa di questi rilievi è un ente affidabile, è un ente pubblico, è un privato? La gente può avere fiducia su chi sta facendo questi rilievi? Allora, sono Carlo Giuchi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è parte del sistema di protezione civile nazionale e il nostro compito principale è il monitoraggio dei terremoti e dei fenomeni vulcanici e degli tsunami in Italia. Quindi diciamo è un ente pubblico finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e abbiamo sedi in tutta Italia e ovviamente non abbiamo ancora una sede in Sardegna perché la Sardegna, essendo un territorio molto particolare, molto antico dal punto di vista geologico e molto stabile dal punto di vista dei fenomeni tettonici attivi, ovviamente non risulta essere tra le priorità di studio rispetto all'Appennino oppure alla zona in cui abbiamo forti attività sismica oppure le zone vulcaniche dove siamo molto presenti. Quindi diciamo è un po' una novità vedere la nostra presenza in Sardegna, però grazie ad Einstein Telescope, che è un grande progetto internazionale dove diciamo, tutti ci auguriamo che riusciremo a vincere la candidatura e portarla in Italia, ognuno deve dare un contributo per la parte di geologia e geofisica. Il nostro istituto sta cercando di fare questo con una serie di attività. Il volo con l'elicottero è una cosa che faremo nelle prossime settimane, ma le attività dell'istituto proseguiranno, sono iniziate già dal 2019 con le misure nell'area di Sosenatos e continueranno anche nei prossimi mesi per cercare insomma, di recuperare questi dati che sono molto importanti per due aspetti. Sicuramente per la candidatura italiana per Einstein Telescope, però ci consentono anche di conoscere meglio il territorio e quindi sono dei dati che comunque sono di grande interesse per chi si occupa della gestione del territorio, quindi per il dissesto idrogeologico, per la mappatura di risorse, abbiamo parlato delle falde acquifere e in generale per conoscere meglio tutto quello che succede sotto i nostri piedi. Siete in collaborazione con qualche università, con qualche della Sardegna? Allora, certamente, come ha detto prima Vincenzo, diciamo, prendiamo ad esempio il caso del volo con l'elicottero. Questo volo ci restituirà una mappatura di tutta l'area, una mappatura tridimensionale però di un solo parametro, che è la conducibilità elettrica o la resistività. Ovviamente questo parametro poi va interpretato in funzione delle conoscenze preesistenti che abbiamo, in particolare delle osservazioni superficiali e proprio lo studio avrà un valore tanto più elevato quanto più questa interpretazione sarà di alto livello e di alto dettaglio. E quindi ovviamente l'istituto, non avendo grande esperienza in Sardegna, come ho detto non abbiamo una sede, abbiamo fatto attività molto scarsa, in questo momento ci siamo appoggiati a chi questi studi li sta facendo da anni, in particolare all'Università di Cagliari, dove il Dipartimento di Scienze della Terra conduce questi studi. Ci sono degli esperti con cui stiamo collaborando sia per progettare le fasi iniziali dell'esperimento, ma che altro poi per interpretare insieme a loro i dati del terreno. State facendo il giro di presentazione di questo evento, di questa attività che verrà fatta nel territorio in tutti i paesi interessati, che insomma, si arriva anche a Budusò, ho visto c'è Nule, c'è insomma Orune, siete stati anche ieri sera ad Orune. Voi siete due funzionari, vi volete presentare in modo tale che la gente che sta ascoltando sappia cioè, chi siete, quale ruolo avete nelle INGV. Sì, allora io sono Carlo Giuchi e l'istituto ha creato una struttura alla fine del 2025 che si chiama Centro di Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope e quindi io sono il coordinatore di questo centro che sostanzialmente si occupa di tutte queste attività sul territorio in Sardegna. Vincenzo Sapia invece è il responsabile scientifico del progetto del volo con l'elicottero.
Comunque tutte queste informazioni sono reperibili tramite i volantini che abbiamo distribuito, tramite il sito nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo da poco inaugurato il sito web del Centro di Caratterizzazione Geofisica, dove ci sono le informazioni sul volo che saranno aggiornate ogni 2 giorni durante quando si effettueranno le prove, però poi contiene anche informazioni su tutte le altre attività del centro in Sardegna, che sono molteplici, perché noi ci occupiamo anche di misurare il rumore sismico, facciamo il rumore magnetico e altre attività che saranno effettuate nei prossimi mesi. Ecco, questi voli saranno fatti ad un'altezza relativamente bassa, insomma, in quanto l'elicottero volerà a 50 metri, poi c'è il sensore, diciamo così, che è ancora più basso. L'altro giorno che ci siamo sentiti abbiamo rilevato che potrebbero dare dei fastidi a degli animali, specialmente ai cavalli, così perlomeno mi è sembrato di capire. Quindi, come avete detto, verrà dato un preavviso. Verrà dato un preavviso di 2 giorni e poi pubblicheremo una mappa in cui uno può identificare l'area in cui il sorvolo verrà effettuato in quei giorni. C'è da dire una cosa però, perché essendo una cosa che vola e essendo un elicottero che ha attaccato sotto questa grossa antenna, bisogna che le condizioni meteorologiche siano favorevoli. Quindi in caso di vento oppure di scarsa visibilità, di queste cose questi piani di volo possono cambiare. Quindi diciamo noi cercheremo di dare queste informazioni con continuità, però bisogna rendersi conto che purtroppo se cambia il tempo cambiano anche i programmi. E quindi ecco, il nostro appello è cercare di seguire i canali social, i siti web dei comuni dove dovrebbero essere, a cui noi forniremo le informazioni, il nostro sito web dove verranno pubblicate le informazioni, e più che altro mi premerebbe che proprio le persone che lavorano in campagna, gli allevatori, i pastori, che sono quelli più interessati, che sono le persone che effettivamente vedranno passare l'elicottero sopra le loro teste. Quindi insomma noi cercheremo al meglio di informarli in modo che eventualmente possano prendere qualche misura, non so, ricoverare gli animali, cercare di minimizzare insomma questo disagio, che poi sarà unicamente il rumore provocato dal rotore dell'elicottero, diciamo, perché è l'unico impatto che questa indagine avrà sul territorio e sulle persone, a questo rumore. Ecco, volevo aggiungere una cosa, allora, assolutamente sì, volevo però precisare, non è che questa antenna produce dei segnali tali per cui i cavalli ne sono... No, per il rumore più che altro. È che il cavallo per natura è un animale che ha un'attenzione e una sensibilità diversa da moltissimi altri animali, tipo le mucche, le pecore, eccetera, eccetera. Quindi siamo noi che vi stiamo informando per dire, poiché il cavallo, che è un animale di grandi dimensioni, potrebbe spaventarsi un pochettino di più rispetto ad altri animali, viste anche le sue dimensioni, di prestare un pochettino più di attenzione, ma più che altro perché abbiamo paura che se magari si spaventa, si possa far male, possa mettersi a correre, essendo un animale molto grande. Però, come ha detto Carlo, stiamo parlando di situazioni che potrebbero, molto rare, che si potrebbero verificare solo in casi eccezionali, e comunque parliamo di un passaggio di un elicottero che durerà pochissimi secondi, quindi devono incastrarsi tutta una serie di condizioni per cui insomma il cavallo si potrebbe spaventare. Quindi non volevamo preoccupare insomma persone che hanno i cavalli, anzi vogliamo informarvi che se avete dei cavalli, insomma, prestate un po' più di attenzione di quelle che utilizzate normalmente tutti i giorni. Ecco, i voli interesseranno un territorio, diciamo così, che comprende il tracciato. Come mai non sono stati fatti voli solo sul possibile tracciato? Allora, grazie per questa domanda, e in realtà non è esattamente così. Allora, noi faremo un sorvolo che ricoprirà un'area che è ben più grande di quella dove poi eventualmente verrà realizzata l'infrastruttura. Perché? Perché non è importante conoscere soltanto il sottosuolo di dove verrà
costruita l'infrastruttura, ma è importante avere una conoscenza generale di un'area ben più grande, perché i processi geologici e idrogeologici non si verificano soltanto dove si scava un'opera, ma sono estremamente più grandi. Quindi noi le vogliamo conoscere a una scala maggiore. Tuttavia è probabile che una volta che inizieremo il soccorro potremmo valutare di fare delle linee di volo solo ulteriori, solo dove verranno realizzati i tracciati, ma questa cosa non l'abbiamo ancora stabilita, non è detto che la faremo, perché già è abbastanza sufficiente la copertura che abbiamo programmato. Ecco, come Raffaele, che è proprio come incaricato della giunta, no? Di eseguire questo progetto sul gabinetto che è stato formato. Raffaele, questo territorio ha bisogno di essere un poco più rassicurato, insomma, che stimenne che a Saine poi esiste un impianto che va tutto vincoloso e invece sono profettos, insomma, come non si riesce a vedere questo profetto, ecco. Tu non quieres aiutare, insomma, a comprendere un po' meglio su te ne potete bene su questa zona. Tanto buongiorno e grazie per te per questo Manzano, l'amministrazione comunale può tenere la possibilità di spiegare questo sorvolo, ma può allegare, tenere questa possibilità di allegare dei testi in telescopio e delle possibilità di tenere sul territorio nostro di crescita grazie a questa infrastruttura. Abbiamo suggerito una cosa, a livello di vincolo, sostanzialmente il vincolo che è stato in questo anno è che è stato bloccato la possibilità di tenere palas eolicas per mano dei Vinizai, che questo ha creato un problema sulla sensibilità della telescopio si deve essere costruito in ocche. Beh, a livello di opportunità o canno è un anno in particolare che apparsa in una serie di progetti su cui noi siamo scherzi metta con questo territorio e chi passino chi si vinca non si vinca questa candidatura, che noi scriviamo su questa possibilità di ospitare a Telescopo in Sardegna e sul territorio dell'Umbula, del Misti e di Oruna e di Onani sia un'opportunità di crescita. I su mese di Triulas partiti sul stravallo di Cusu Chisinarata e Tisan Lab, che è un centro di ricerca internazionale che ha essere costruito i supra dei sudditi su capannone di misa de Samina de Lugula. So stravallo so parti in Triulas e si prevede che ha essere limitoso a Salina di Sud 2027. Una cosa molto importante che sull'istituto, ISO, ma per ISO, hanno nato in questo mese è di partecipare a un bando del Ministero, qualche maniera che questo centro di ricerca, oltre a queste cose che ha da fare, sia da un luogo in cui si possono testare le tecnologie di Einstein Telescope, che retenere chi sostiene costruire questa tecnologia, questo prototipo per questo telescopio, lo sanno deve testare in Sosenatos. E per testare in Sosenatos che retenere che queste aziende sono per rendere nocche, che retenere che può essere ricercatori inclusi che vanno a travallare, che retenere che questo luogo diventa un luogo importante in tutta l'Italia. Questo è per quanto riguarda la parte della ricerca. Altre cose che sono finanziate e che hanno a partire sono l'industrializzazione del sussolo, la progettazione di firma del anni 90, di cui in vanno su pronta, ma non vi disudinare come bisogna 8 milioni di euro, questa è la progettazione che a partire in questa scritta, comunque introsistiu e poi vanno a essere stravalloso, che l'usazione industriale diventa importante per essere la possibilità di ospitare più aziende e più realtà. Qualche maniera proprio che le aziende e le realtà siano più accuse a Sosenato e più accuse a questo territorio. La seconda cosa è che è stato posto cosa diga Minghetti e poi strada del Sosenato
progettos, è un finanziamento di 20 milioni di euro e in uve la diga diventa importante per tre cose. La prima, beste zappa che si può costruire a questo telescopio, quindi è data un'autonomia idrica in fase di costruzione importante. La seconda, diventa un presidio per i giochi che possono essere investiti particolarmente in questo luogo, quindi tenere una diga che viene sistemata e tenere la possibilità di tenere più acustico per piccare sabba. Terza cosa, è una diga in cui ti può esponere d'accordo con il consorzio di bonifica che la gestitisa e che una volta sistemata possiamo allegare a tenere più più sabba per i pastori di questa zona che è in cui. Quindi è una cosa che si usa anche con il telescopio, ma in realtà la usiamo un po' altre cose. Un'altra cosa che abbiamo allegato che il sindaco deve essere fitta vostra è una serie di priorità che sono già indicate. Da un lato la rigenerazione urbana e la ricettività ed esatto tiro la viabilità. Per il caso generale la rigenerazione urbana e la ricettività è stato finanziato per 7 milioni e mezzo di euro per sorbattere comune, in cui 4 milioni e 4 sono per progetti di rigenerazione urbana, quindi stabile, museo, cosa pubblica, e 3 milioni invece a essere dedicati a privati di questa vita che vogliono presentare progetti per sistemare domus instabili già esistenti a fine di essere attività. Quindi sui vincoli che batte si sposto tu presenta questa domanda, ma questa domanda è vincolata sul fatto che tu andai a affittare questa donna. Questo capiremo su chi zai dei scantieri che partono in questo mese, diciamo che vedi, bisogna dare più possibilità che le aziende, gli operai e i direttori istene e abbarrano dei punti in questo luogo. Un'altra cosa importante è questa informazione. Noi abbiamo tre cose. Uno, abbiamo un link alla pagina della regione Sardegna dedicato a questo telescopo che tiene la traduzione. Bisogna entrato. La seconda cosa, abbiamo spiegato Zespizzinoso, che allegano su Giardo che tenne conoscenze in ambito scientifico, che hanno lavorato in Nuvolo e in Nugoro, in due spunti informativi, ma in generale hanno asili sul territorio, qualche divulgazione e mediazione territoriale, quindi allegano a queste persone che tutti si tengono domanda e hanno usato per un altro accordo che è la Camera del Commercio del Numero, in cui in tutti i eventi di Atonzu in Barbagia battessero sul gazebo in questo spizzino che sono gli scienziati che danno sul materiale, siccome vanno da metà azienda a questo evento, sono noi che bisogna la possibilità di legare il più presente possibile. E in ogni caso, io ho sempre più proposta di incontros tipo questo, incontros in sala consigliare, incontros in associazione di categoria, in scuola eccetera, bisogna mezzo che noi non siamo che contenti di poter scontare quest'opera, di informare le aziende e di dare la possibilità di sapere un'idea e quindi di piccare decisioni sulla vita propria, di cosa spizzino che vogliono andare a scuola a studiare questa materia, cosa gli insegnanti, cosa gli comuni che disegnano di sviluppo dare alla sua propria vita o gli imprenditori che possono avere qualche opportunità di investimento rispetto a queste possibilità. Ecco, risulta che ha apito un coinvolgimento o comunque sia stata scaricata questa impresa locale o anche qualcuno dei suoi lavori che sono fatti al Vinasacomo? Io rischio che il anno scolato sono state scaricate imprese di questo territorio per lavorare che bisogna in stato, rischio per una dei vizi. La cosa che li ha ponato a suo sindaco, ma per all'istituto soprattutto a ISSO, a centro di ricerca, a INFM, a INAF e INGV, è che dobbiamo fare questa maniera di anche rischiare
in accordo con questa realtà, chi è attento a possibilità di travallare con questo progetto di ricerca. Mi risulta che qualcuno del movimento Terre, elettricista, mi risulta che ha già lavorato, poi Archimedes per esempio, e poi su Capannone e così via. Allora, avessi possedito una zona industriale, ecco, in Santo Ioanne, che ha capito una storia non tanto buona, insomma, di una industrializzazione quasi truffa, che ha funzionato per poco tempo, un'industria tessile, e non mi bagalo dello Scapannone è comunque batto un'area che prima abbiamo Scapannone poi che l'hanno tirato. Ma possibilità che questa gara è stata in qualche maniera posta a torre in gioco in questo progetto? Questa possibilità, noi abbiamo presentato al sindaco di questa zona, alle organizzazioni industriali del sindacato, una serie di opportunità industriali e di lavoro che sono legate a quest'opera, proprio che queremos dare strumento può comprendere ognuno su che deve giocare. È chiaro che il solo è un'area umana e attendere certe cose, ma questa è un'area industriale a Curzio, a Sosenatos, e può tenere possibilità se ovviamente ne possiamo allegare chi l'amministrazione comunale e chi tutte le realtà e si può tentare che in sul tempo si pesti indennanti prima che si arriva a avere questa candidatura a cominciare a sostravallo eccetera, questa possibilità di programmare, dare possibilità a Sasagara, industriale di questo luogo. E qui è importante questo, che la realtà è che lavorano in la ricerca e in la tecnologia, come potete essere questa di Einstein Telescope, sono più spinte a essere a Curzio a dove questa tecnologia, quindi possono essere interessati a tenere qualche capannone a Curzio o qualche cosa dove andare a costruire le cose. Ecco, questa terra in un nascere o deve nascere sta il telescopio, è una terra, un luogo che ha perduto tante cose, insomma. Se andiamo a pensare solo a questa ida, negli anni 70, noi che a due banche, a Baiata, una fabbrica di mattonellas, una fabbrica di bibitas, una fabbrica di ricotto, sul caso si produce come mai ti prodotti il locco, quindi vai a viene pure lo caseificio, insomma, chi produce su caso. Vai a un'apertura, un liceo scientifico e così via. Oggi è quindi una zona che è in una base, insomma, difficilissima, insomma, ecco, di sofferenza. E abbiamo una sofferenza probabilmente fino alla zuppa di queste imprese che hanno essere necessarie per quest'opera. È prevista qualche cosa, qualche incentivo, qualche forma, qualche maniera per incentivare la nascita di imprese nuove? Intanto conosco bene la storia in questo caso contato della vita vostra, pensa che probabilmente negli anni 70 che una professionalizzazione tecnica avvisita che ti vede dell'economia che hai che vedi possibilità di si formare su questa cosa, quindi insomma isco intancolato questa vita la vostra in particolare. Tanto noi siete trese o batoschitas tenimus nos hanno fornito una prima stima delle persone che vi servino per i cantieri, non sono scienziati
non si indotto, ma sos chisevini solo per i cantieri sos primo 6 anni, cioè sos anni dove si è andata a scavare. E quindi teniamo tutto il dettaglio delle persone chisevini, per il tunnel, per le opere in superficie, per tutto ciò che in questa base. E questo numero lo abbiamo condiviso in chi scolata, chi sono sindacati, chi sono organizzazioni delle imprese della Sardegna, chi sono sindaci di questa vita, chi l'unici vediamo sulle scuole, sui dirigenti scolastici delle superiori della provincia di Nuoro, proprio che pare che assessorato sul lavoro della regione e che tutte queste persone pensare un piano di formazione per questa professione, perché noi dobbiamo pensare che la candidatura esiste a Noasa, ma prima che si comincia a scavare a vero, di colata la progettazione esecutiva, l'assegnazione delle gare, eccetera, quindi prima della fine sul 2029 sul tempo della formazione non cominciano a scavare, questo per che teniamo sul tempo di lavorare posa formazione di tutta una serie di profili, che sono pizzini chi possono andare a lavorare il fonde terra, chi è anche elettricista, saldatore, carpentieri, chi guida mezzo spostamento terra, insomma questa è proprio una lista per una serie di numeri che nos permette di avere un determinato tipo di lavoro per chi si scuola della provincia nostra. L'obiettivo nostro è che metta formazione si può attaccare in questo territorio. Allora, questa domanda non è proprio di competenza tua, cioè tu mezzo se tu un scienziato sono impegnato, che nasciti comunque da respirare in diverso loco un'agra di diffidenza, insomma, ecco, verso questo impianto. Naturalmente si così sopra in tanta maniera, hanno dato di bicuare scuole radioattiva, però questo pare che la pana che siete sfumata questa cosa, però qualcuno una rata che ha non si con scopo, che si scopo non è scientifico, ma che è poi del carattere aterosuso, per esempio di uso militare. Tu Raffaele, insomma, e te non si può andare a questa domanda ti ha risposto bene uno scienziato in un'assemblea che abbiamo usato in un anno. Per cui chi ha dato, chi su laser, chi ha essere utilizzato con Einstein Telescope, tiene questa potenza che si evita sul massimo poi su un elettrodomestico che si evita può cantare esa roba in dopo. Quindi non uso chi questa risposta mi è piaciuta e io la uso. Io ho un questo che questa è stata una opera di ricerca scientifica che ha venire costruita in Europa sul prossimo 20 anni. La cosa più importante è che sul mondo batta 2000 scienziati che studiano la sonda gravitazionale e 650 sono italiani, che retennare che noi si teniamo su la umana in scuola dei scienziati che studiano questa cosa. Sì, uno che si narra a Kajita che è un premio Nobel giapponese, hanno volato a Tanato, chi sul luogo ideale può fare questa cosa, è in Sardegna, che noi teniamo su tutto su Chiselli può fare questa cosa, sì un altro premio Nobel canadese che si narra a McDonald's, a Tanato, che si Sardegna, e questo luogo mezzo su può fare questa cosa, per tenere che noi teniamo su caratteristiche particolari. L'ossessione o che dobbiamo stare noi si chisiamo di questo territorio, è che questa cosa non deve arrivare come Zamane Deus che arriva e che io che te Einstein Telescope Nokia, ma deve arrivare che noi si chischiamo su tutto su che deve arrivare e che noi si cerchiamo di tenere il più possibile per servire la nostra. Questa è la stessa cosa, quindi io naro cerchiamo
proprio che abbiamo questo scienziato di zona a disposizione, di avere plus eventos, plus incontros, plus momentos di approfondimento di qualsiasi tipo, sia in pubblico ma sia per in maniera riservata, in un sviluppo che a noi stiamo la possibilità di scrivere le cose prima e quindi dobbiamo preparare per il prima e quindi di tenere plus vantaggio, che questo per determinare che noi si abbiamo a tenere una specialità che non attende nessuno. E quindi potremmo ponere parisi la tradizione nostra e sul luogo nostro che non ha permesso di tenere questa opportunità che è una cosa che è estremamente innovativa e che di tutto il mondo non sa abbaitare per questa cosa. Penso che è estremamente importante, cioè sì in Castello che teniamo superi, noi abbiamo sempre chi mette risorse, mette cose, barano sempre questa parte bassa della sardina, no? Che noi siamo così medicati, cioè sì, invece se come aveste tutta questa attenzione per gli altri tirroso della regione nostra, per il luogo nostro, è proprio che teniamo questa opportunità da mano. Ecco, sull'ufficio di gabinetto, come ti si chiama su chi ha che parte tu è? Ha una parte, cioè, o perlomeno in programma, di attenzionare eventuale danno ambientale, cioè mi spiego, se la regione sta in grado di abbizzare e di tutelare qualora bappata prospettiva, per esempio, di intercettare una falda, di causare un danno, cioè non ero di sperdere il gamberetto o del Montalbo, insomma, come in carchilo qua lesso, insomma, che viene scusto iscriene, cioè che sul gamberetto del Montalbo, cioè non sa il manca saba e quindi muore, insomma, e così via. Cioè, l'ufficio di gabinetto ha intenzione di avere una mira particolare verso la tutela ambientale? Io non sono un tecnico, io seguo un subordino, un po' conto del presidente, so stravallo, e so cose che inizio, tutto sul progetto, tutto l'ambito del suo progetto, ma ovviamente noi teniamo sul ufficio che hanno trovato questa cosa. Vi tengo a precisare una cosa, noi sì abbiamo usato su qualche mese archete, Giuseppe del mese sono morto, già questa che si narra conferenza dei servizi preliminari. In uve, chi in bantasese entese della Sardina hanno dato gli ok per questa cosa, poi anche il telescopio in sua configurazione, su triangolo o a la conferenza preliminare è stata fatta in 3 km di questo ingegneri narrano sondaggio. Cioè hanno un sondaggio sul terreno, in questo terreno con 3 km di cosa, quindi basta 3 km di petra che tra l'altro hanno dato all'Università delle Cagliari per comprendere tutto il dato questo schinare petrografico, mineralogico di questa spetra, per comprendere quando si hanno scavare i temi su dove potete anche le aziende nostre, chi travalla la petra o altri. Quindi è chiaro che se noi mettiamo questa candidatura di 3 km di sondaggio può ottenere sul progetto esecutivo e quindi la conferenza di servizio esecutiva in cui tutto questo servizio finale non anda bene, si è andato a fare 30, quindi da 13 a 30, quindi che non che battesse una perfezione superiore in analisi e questi studi che sono aquelle che ad essere posto a disposizione serviti per il costo, cioè può tenere più confidenza che in uve tue come si pensando di avere lo spuzzo in superficie sono
questa è la confidenza che andrà bene a rispondere in cui oggi no, che viene spostato sono una tecnologia che non tiene più parte. Quindi sono tutte cose a chi segue può arrivare a quando si narrata sia che voi chi ha confidenza a su massimo chi non visiata problema. Se è giusto allunare l'infrastruttura estere traducendo se va schiantamento si fonde a terra. Su va queste che però può dare respiro, penso che sia utile allunare a chi non si sta ascoltando. Lo progettista hanno pensato una ventina di puzzoso che sono pozzi verticali, puzzoso che sono in superficie, che veste dell'ascensore, della spessore, a chi che sono proprio puzzo di ventilazione, e quindi è un po' gusto che per un po' gusto che si sono anche questo studio. Bene, un'ultima domanda a voi, i tempi previsti quali sono? Allora, i tempi previsti sono dalle 3 alle 4 settimane al massimo. Diciamo che cominceremo il 15 di maggio e se non ci saranno impedimenti meteorologici, il meteo sarà di buone condizioni, contiamo di completare entro la fine di maggio le prospezioni. Se dovessimo avere, diciamo, un tempo del vento che magari può rallentare le operazioni di volo, potremmo scavallare entro massimo la prima decade di giugno. Va bene, penso essere stati esaurienti, abbiamo fatto tutte le domande che avevo nel bagagliaio, insomma, e quindi... Allora, noi volevo aggiungere due cose, se era possibile. Allora, la prima mi volevo allacciare a quello che ha detto poco fa Raffaele sulla questione dei sondaggi che sono stati fatti. Allora, con questo studio, ma con tantissimi altri studi che abbiamo fatto e che vorremmo fare in futuro, come NGV, e speriamo di dare anche delle indicazioni sul territorio più basso di dove fare poi i successivi sondaggi. Perché insomma il sondaggio è un'operazione estremamente complessa, estremamente costosa ed è un'informazione puntuale sul territorio molto vasto e quindi dare delle indicazioni sul territorio così grande, su dove andare a fare i sondaggi, è un'informazione estremamente preziosa. Volevo poi aggiungere un'altra cosa, come ha detto anche Carlo, noi come istituto di ricerca siamo qui anche perché abbiamo expertise nell'esplorazione del sottosuolo, abbiamo expertise nella sismologia e in tantissime altre discipline delle geoscienze. Quindi per noi fare la sede a Nuoro, la sede dell'NGV Nuoro, significa anche iniziare un percorso di conoscenza del vostro territorio anche in altri ambiti. Quindi per esempio mi viene in mente l'archeologia, quindi studiare il sottosuolo ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale presente in questa terra, che sono tantissimi. E questo lo possiamo fare con una strumentazione in nostro possesso e con l'espertise che già lo facciamo in tutto il resto d'Italia, ma anche al di fuori dell'Italia. Così come anche studi sulla sismologia, sulla sismicità di quest'area e tantissimi altri studi con sviluppi verso l'idrogeologia, eccetera, eccetera. Quindi, il progetto Einstein Telescope per noi è importante, sarà un bacino di conoscenza importante, ma speriamo e vorremmo anche fare tante altre cose per il vostro territorio, insomma, scientifiche. Va bene, allora chiudiamo qui questa conferenza stampa aperta, anche se il pubblico, insomma, probabilmente l'orario non è quello più adatto, e vabbè, però tanto è su un canale di BC TV, specialmente Bitesi e circondario lo stanno già guardando, oppure se lo guarderanno più tardi perché tanto rimane registrato. Quindi salutiamo, a mensurvidere a tutti, buona die e buona resto dessa die a tutti i iscritti ascoltanne a BC TV. Adioso e menso a casa. Grazie.